Benvenuti e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è sabato 6 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.44. La luna si leva a mezzanotte e 27 e cala alle 10.51. Oggi si celebra San Norberto, vescovo e fondatore. Il nome Norberto deriva dall'antico tedesco e porta con sé un'immagine suggestiva. Significa infatti splendore nordico. Il 6 giugno è la giornata della lingua russa nelle Nazioni Unite. Questa ricorrenza, istituita nel 2010, celebra il multilinguismo e la ricchezza della cultura russa. La data non è casuale, è il giorno della nascita di Alexander Pushkin nel 1799, il poeta considerato il padre della letteratura russa moderna. Spegne oggi 71 candeline Björn Borg, l'ex tennista svedese e leggenda vivente dello sport. Egli rivoluzionò il tennis con il suo iconico rovescio a due mani e la sua freddezza imperturbabile, che gli valse il soprannome di Iceborg. Festeggia 45 anni anche la modella e showgirl Claudia Galanti. Dalle sfilate giovanili in Sud America al successo televisivo in Italia è diventata un volto noto del piccolo schermo, specialmente dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. E buon compleanno anche a Davis Mangia, che oggi compie 52 anni. Allenatore di calcio carismatico, ricordiamo il suo esordio lampo in Serie A sulla panchina del Palermo e la sua esperienza come commissario tecnico dell'Italia Under 21 portata fino alla finale europea. Il 6 giugno 1933 nasce il Drive-In. In New Jersey il magnate Richard Holinshedh inaugura il primo cinema all'aperto della storia. Spettatori comodamente seduti nelle proprie auto, un altoparlante per postazione e un biglietto da soli 25 centesimi per vedere Two White Arms. Fu l'inizio di un mito americano che avrebbe segnato un'intera epoca. Lo sapevi che in origine le carote erano viola? Fino al XVII secolo la stragrande maggioranza delle carote coltivate in Europa e in Asia era di colore viola, grazie agli antociani, o di colore giallo-bianco. La versione arancione che conosciamo oggi è stata creata e selezionata da coltivatori olandesi. La leggenda narra che lo fecero per rendere omaggio alla dinastia regnante degli Orange, Guglielmo d'Orange, durante la lotta per l'indipendenza dei Paesi Bassi. Incrociando semi di varietà gialle e rosse ottennero questo colore brillante che ebbe così tanto successo da soppiantare quasi tutta la versione viola originale, perché era più dolce e non macchiava le pentole durante la cottura. Pensate che oggi le carote viola stanno tornando di moda nei supermercati come prodotto esotico, ma in realtà sono le vere antenate. Buon weekend ai 12, oggi la luna decisamente molto più calma, muovendosi in acquario, tesse degli ottimi rapporti con Nettuno, Saturno, Urano e Sole. Si farà perdonare di tante asperità che ha generato, una luna originale e sorprendente che riesce a rendere un pochino più dinamici, vediamo chi. Ariete, sicuramente voi, una luna molto amica, una luna che svecchia un po' le posizioni di Saturno, vi sentite meno rigidi e soprattutto meno in balia del partner. Toro, per voi oggi è una giornata in cui la luna è decisamente fastidiosa su Marte, avete bisogno di riposo e questo otterrete. Coraggio, la quadratura con Plutone è finalmente finita, quindi sarete molto più sereni. Gemelli, ottima giornata per voi visto che la Luna e Plutone tessono degli ottimi rapporti col Sole e Urano nei vostri gradi, quindi una giornata magica per accordi, per implementare il vostro carisma ascendente sulle persone, per quello che riguarda il lavoro, ma soprattutto per gli incontri amorosi che sembrano avvicendarsi, ancora non dare nulla di concreto sicuramente, ma decisamente molto più pronti a sviluppare dinamiche totalmente nuove. Cancro. La luna è sognatrice nei gradi dell'Acquario, si tinge pure di molta fantasia. I suoi ritmi oggi molto accelerati, date l'enorme quantità di aspetti planetari che forma, sono assolutamente tutti a vostro vantaggio. Giove e Venere tacciono.
Leone, per voi oggi il weekend inizia con una luna d'opposizione, ma una luna che ha ottimi rapporti con il sole, che quindi vi fa avere un'ottima visione chiara, fantasiosa e piena di alternative e di piani B, quelli che vi rendono sicuri di non fallire mai. Vergine, giornata ottima per voi, proprio perché la luna riuscirà in serata a dialogare con Nettuno, facendovi passare una serata brillante, molto piacevole e molto piena di emozioni. Bilancia, per voi oggi è una giornata molto interessante, la luna ancora in trigono vi permette di tessere tutta una serie di trame, questa volta morbide. Dopo una settimana impegnativissima, adesso un weekend romantico è proprio quello che ci vuole. Scorpione, per voi oggi è una luna di quadratura, per cui potrebbe in qualche modo interessare una serie di cose che hanno a che fare con le relazioni, per cui gestite bene il vostro rapporto con gli altri. Sagittario, per voi oggi la luna è assolutamente amica e vi porta tra l'altro in un turbinio di situazioni in cui non sentirete proprio la mancanza di nessuno. Oggi sarà vostro compito aprirvi positivamente alle novità e a tutto quello che riguarda il benessere comunicativo e amicale. Capricorno, per voi oggi è una giornata molto piacevole. Luna e Plutone stanno facendo dei giochi assolutamente interessanti, tanto più con la benedizione del vostro pianeta Saturno, che li mette nelle condizioni di avere delle idee fantasiose e nuove, incontri nuovi e lasciano piacevolmente sorpresi. Acquario, protagonisti in senso assoluto della giornata, oggi la Luna nei vostri gradi sembra proprio gioire del fatto che ha rapporti planetari ottimi con tutti, tranne che con Marte dal Toro, per cui l'unico rischio oggi per l'Acquario è quello di stancarsi un po'. Pesci, per voi oggi il vostro pianeta Nettuno sopperisce a un po' di malinconia, accendendo in voi delle fantasie e soprattutto una voglia di fuga d'estate che già sentite molto vicina. Il 6 giugno 1984 nasce Tetris. Il videogioco rompicapo più famoso di sempre fu creato quasi per caso a Mosca dal programmatore Alexei Pakhtinov. Mentre lavorava ad un test di intelligenza per l'Accademia delle Scienze, capì che quel sistema di incastri di mattoncini colorati era destinato a diventare un fenomeno globale. In inglese esiste una frase bellissima per descrivere la speranza. Every cloud has a silver lining. Ogni nuvola ha un bordo d'argento. Ci ricorda che anche dietro la tempesta più buia c'è sempre un raggio di luce. È la versione anglosassone del nostro "non tutti i mali vengono per nuocere", dunque ogni ostacolo nasconde un'opportunità di crescita. Jeremy Bentham, un filosofo geniale ma decisamente eccentrico. Capace di parlare latino a soli 3 anni, fu il fondatore dell'Università di Londra, ma la sua follia più celebre fu testamentaria. Chiese infatti di imbalsamare il proprio corpo, il suo auto-icon, per essere esposto in una teca di vetro all'interno dell'Ateneo, dove si trova ancora oggi. Fu anche l'inventore del Panopticon, il modello di prigione dove i detenuti si sentono sempre osservati, un concetto che ispirò Il Grande Fratello di Orwell. E ci salutiamo con la nostra amatissima frase del giorno. La gente comune pensa soltanto a passare il tempo, che ha un po' di ingegno a utilizzarlo. E con questa frase di Schopenhauer vi invitiamo ad utilizzare bene il vostro tempo oggi, magari iniziando la giornata con energia e curiosità. Noi ci vediamo domani puntuali per una nuova pagina del nostro almanacco. Una buona giornata e buon sabato dalla vostra Jair.